Io sono in genere molto contento di tutte le mie attività con l'istituto, perché seguono dei fili sui tempi lunghi e in questo caso sono collegate ad altre cose della città, e questo è una delle cose che mi piacerebbe sviluppare in tutti i modi possibili. In questo caso appunto si inaugura una serie di incontri, di film all'interno del Carnevale. L'istituto è coinvolto appunto con due incontri, questo è quello di lunedì, con i Sartori, in cui si parlerà della grande avventura dei Sartori che costruiscono, oltre a aver realizzato delle grandi maschere, poi le mascherature urbane, seguono per 30 anni di vita il sogno di realizzare un museo della maschera mondiale, e nel loro viaggio incontrano più volte la cultura giapponese, e quindi parleremo di questo. Oggi con Lanfranchi parleremo un po' delle sue avventure. Io sono stato presidente tante volte di commissioni di laurea, e da presidente hai il potere di proclamare dottore in una certa materia. Qua non ho molti poteri, però se io avessi il potere di proclamare, di dare qualcosa, un titolo a Lanfranchi, lo proclamerei dottore cavaliere della Repubblica delle Passioni. Perché? Perché è una persona che ha seguito e realizzato proprio tantissime cose da giovanissimo, e le ha realizzate non seguendo dei piani di ricerca operativa, delle cose razionali, anche se poi di fatto ragiona ma seguendo alle volte proprio le voci interne, le passioni, cambiando continuamente ed essendo subito protagonista da giovanissimo, prima ancora probabilmente di essere consapevole di quello che stava facendo. Perché adesso raccontiamo rapidamente, cresce in un ambiente musicale perché il papà è sovrintendente a Reggio di Parma, insomma, quindi conosce, entrano in famiglia fin dal suo battesimo grandi cantanti, protagonisti della lirica, lui conosce benissimo l'opera lirica e capisce abbastanza presto cosa vorrebbe fare. Appunto, il suo caso, pensando in sti giorni al caso degli sfigati a 28 anni che non sono ancora laureati, di questa infelice uscita del sottosegretario al welfare Martone, il caso di Lanfranchi è proprio completamente opposto. Lanfranchi, per soddisfare, far felice il padre, si laurea nei tempi previsti, però quando si laurea ha già alle spalle 6 anni di carriera. Beh, 18 anni non può firmare lui i contratti perché è minorenne, ma è già regista di opere liriche, di teatro, ha già un diploma della scuola. Ecco, allora, appunto, la prima domanda, con te vorrei ripercorrere un po' la tua carriera. Tu vorresti fare l'attore sostanzialmente, però diventi regista. Com'è che ti scoprono? Più persone scoprono il tuo talento mentre fai la prova? Beh, anzitutto devo dire che io non sono sicuro di essere qui. C'è un po' di risonanza. Perché l'enciclopedia del cinema Mondadori, una delle ultime uscite a cura di Marco Giusti, dice: Mario ha la voce che mi riguarda, Mario Lanfranchi, regista, sceneggiatore, eccetera, eccetera,
nato a Parma nel 1800, scomparso a Londra nel 2006. Quindi in realtà io sono un fantasma, ma il professor Brunetta, che è un esperto di fantasmi cinematografici, come il fantasma dell'opera, quale potrei essere per me, e altri fantasmi, era il fantasma della signora Moe, assicura che sono vivo, ecco, diciamo, per cui meno male, sono qui. Come sì, ha già detto Brunetta, insomma, anzitutto devo dire sono molto lusingato di essere introdotto dal più grande storico del cinema del mondo, riconosciuto da tutti, diciamo, da molti, per chi non lo sapesse. E quindi questo mi lusinga molto, ma diciamo che appunto, come ha detto mio padre, era sovrintendente al Teatro Regio di Parma, per cui io avevo libero accesso, ero ancora in fasce che già sentivo cantanti, attori, perché in questo teatro passava anche la prosa, sapevo tutto, conoscevo tutto, avevo sin da 4 anni studiato il pianoforte, conoscevo la musica, avevo una maestra che ricordo bene, si chiamava Maria Capuano, che mi dirigeva con una matita così, e poi quando sbagliava, tac, mi dava delle matitate sulle dita, no? Per cui ho questo ricordo, insomma. Disse a mio padre che, avendo dentro di me tutto questo patrimonio, volevo fare l'attore, perché quella era la mia tendenza, insomma. Lui fece un compromesso, un contratto con lui. Lui mi mantenne a Milano, dove potevo frequentare l'Accademia dei Filodrammatici, di arte drammatica, e nel contempo però disse ti devi laureare, per cui io scelsi insomma, la facoltà forse più rapida, ecco, e forse che era giurisprudenza, insomma, anche se rapidissima non era. E alla fine andai malissimo sia all'accademia che all'università, diciamo, perché non avevo il tempo di far bene. E ricordo che il professor Candian di diritto privato, alla fine gli raccontai, gli dissi guardi, io devo affrontare questo esame difficilissimo, ma gli dissi la verità. Io faccio questa cosa, l'università per mio padre, non per mia... allora lui, che era un uomo pio, teneva la Bibbia sulla sua scrivania, mi prese la mano, me la mise sulla Bibbia e mi disse giurami che non farai mai l'avvocato. Lo giuro, dissi, e infatti ho cambiato mestiere, insomma, ecco. All'Accademia le mie insegnanti, erano 2 donne molto brave, attrici, mi dissero che perché vuoi fare il regista? Dissi, ma perché voglio esercitare il potere, disse il regista, esercita il potere. Ma tu sei nato per fare l'attore, non pensare, fai l'attore. Poi seppi che qualche anno prima avevano fatto lo stesso discorso a uno che voleva fare l'attore, gli avevano detto ma perché vuoi fare l'attore? Insomma, fai qualsiasi altra cosa, il regista, l'organizzatore, non sei nato per fare l'attore. Questo si chiamava Alberto Sordi. Allora mi venne qualche dubbio sulle capacità di giudizio di queste insegnanti, insomma. Ma per quanto riguarda la mia precocità, sapendo tutto dell'opera, no? E anche della prosa, perché io ero pieno di queste nozioni, no? Conoscevo le opere a memoria, la musica e il libretto, tutto. E costavo pochissimo, perché ero un ragazzo, no? Ero il regista più economico d'Italia, anche il più giovane. E quindi trovai subito delle scritture. Mi ricordo sì, che prendevo 6.000 lire al giorno, insomma ai limiti della sopravvivenza. Ero a volte costretto a farmi invitare a cena, perché non c'era abbastanza soldi. Un impresario
un impresario mi dice: guarda, c'ho una Ida per spettacolo enorme a Lugo di Romagna, no? Perché allora l'opera andava dappertutto, in tutti i paesi, a Lugo di bene, dico benissimo. Chiesi quanto mi dai? Lui disse 6.000 lire al giorno. Ma non c'è, insomma, però lui disse, si chiamava Gustavo Gallo, mi ricordo, mi disse: io paco poco ma paco, disse così, no? E mi ricordo appunto questa frase. E fece quanti giorni giorni, disse 2 ore, feci la Ida con 2 ore di prove. Ricordo che uscì almeno 12 volte alla testa dei plotoni, cambiando elmo ogni volta perché le comparse che non avevano provato non sapevano dove andare, insomma. E poi ricordo un episodio, c'è il ballo dei Moretti nella Ida, sono questi bambini ballerini, no, istruiti appositamente, si presentano in una fila alla ribalta con i piattini in mano, con le mani e il volto truccati da negretti, diciamo, e le gambe coperte allora da 2 calze tenute su da 2 potenti elastici. E si presentarono così davanti, c'è un momento di pausa, poi il maestro attacca con questi piattini, questo balletto. In quel momento di pausa a uno dei bambini uno degli elastici si ruppe e la calza scese, quindi rimase con una gamba bianca e una nera, insomma. E quello fu un momento, il pubblico si divertì molto e una bambina, una negretta, per l'emozione si fece la pipì addosso e questo Rivoletto correva implacabilmente perché erano in ribalta, verso il timpanista che stava lì solo, il quale spaventato, non sapeva come arginare, no, questo flusso, e prese la partitura, no, la mise lì e riuscì a dargli Verdi, insomma, servì anche a questo. E poi tanti altri paesi così, allora, insomma, come dico, ero minore. Anche qui a Venezia. Ecco, a Venezia hai fatto teatro, però. Teatro, sì, anche lì ho fatto addirittura Goldoni in Campo Sant'Angelo, qui vicino. Ho fatto nel 47 un'opera di Goldoni, un lavoro di Goldoni poco rappresentato. A 20 anni questo. Le donne curiose del 1840, 1947, ritengo. E poco dopo, sempre in Campo Sant'Angelo, ho fatto Cavallerie e Pagliacci, sai, dalla prosa lirica, la regia, con quello che era il più grande tenore del mondo. Lo spettacolo era messo su un po' in fretta, devo dire, come usava, ma Beniamino Gigli, grande Gigli, già un po' avanti negli anni, un po' invecchiato, con la pancetta, cioè tutte e 2 le opere di solito. Ci sono 2 tenori, uno per la cavalleria, uno per i pagliacci, lui tutte e 2, e poi alla fine, se il successo era travolgente come era, naturalmente, si portava in palcoscenico un pianoforte, lui cantava 20 canzoni napoletane, insomma, una cosa incredibile. E dissi a Gigli, con molto rispetto, perché io ero un bambino, insomma, commendatore, ho pensato una cosa: quando lei entra sulla carretta dei comici, così la canta un grande spettacolo, 23 ore ai coristi, insomma, alla popolazione di questo paese, li invita alla sera, no? E finisce questa introduzione, questa presentazione, dice: e voi ricordate, signori e signore, a 23 ore, a 23, c'ha un si bemolle acuto lì. Allora dico, io ho pensato che voi ricordate, signore, a 23 ore i coristi la sollevano, la portano fino alla ribalta e lei fa l'ultimo acuto a 23. Allora lui mi guardò e disse: sta buono, va, pallino, che se stecco il si bemolle si va tutti quanti in vacca, te compreso, mi disse. Allora questa cosa, insomma, della vacca mi è rimasta molto, molto impressa, e ogni volta
nel futuro, insomma, in varie occasioni, quando ero tentato di trovare delle cose un po' strane per i cantanti che dovevano soprattutto cantare, insomma, mi risuonava questa frase di Gigli, e dico: no, sta buono, va Pallino. È questa. Bene, ci racconti tu, fra le tante cose che hai fondato, sei stato chiamato anche sempre per quella primo esempio di spettacolo di fine corso ai filodrammatici, sei stato chiamato quasi contemporaneamente da Gianni Santuccio e dal direttore della RAI. Sì, fece il saggio, no? Il saggio che si fa all'Accademia di Arte Drammatica, in cui successe di tutto, insomma, gli attori che erano poi alti allievi per l'emozione dimenticarono intere battute, ci furono delle sospensioni, delle pause. Alla fine dello spettacolo il Raul Radice, che era il critico del Corriere della Sera, venne verso di me, ci furono applausi, per me una cosa inaspettata, venne verso di me con la mano alzata così, pensai che volesse schiaffeggiarmi dopo quello che era successo, insomma. Invece mi batté una mano sulla spalla e mi disse: bravo. Quelle pause che erano invece dovute alla dimenticanza degli attori, no? Quelle pause, quelle sospensioni le chiamo, quelle sospensioni così drammatiche, sai, nel momento anche culminante, questo vuoto improvviso. Bravo, tu hai molto talento, io rimasi così turbato, ma c'era un po' tutta Milano, diciamo, Milano artistica, lì era un'occasione per vedere questi giovani, se c'era qualche talento. Nel pubblico c'era anche Gianni Santuccio, un attore che io ammiravo moltissimo, il quale mi fece i complimenti, disse: sai, caro, così mi trattò un po' come un bambino, perché aveva l'apparenza anche. Io ti faccio debuttare. Lui aveva litigato con Strehler, aveva sbattuto. No, ecco, sì, era. Sì. Allora Seppi mi fa debuttare. Dico: ma parla sul serio? Come? Parla sul serio. Domani ci vediamo e parliamo. Ci vediamo al Bifiscala a mezzogiorno per l'aperitivo. Puntuale, eh? Allora, Seppi mi fece debuttare, no? Veramente per me è un'emozione straordinaria. Ma poi Seppi cos'era successo? Che come Santuccio era il primatore di Strehler al Piccolo Teatro, aveva fatto una lite storica e uscendo dal Piccolo Teatro, con la voce impostata, gli disse a Giorgio Strehler: ricordati, Giorgio, che io farò successo senza di te col primo coglioncello uscito dall'Accademia. Ero io. Sì. È così. E c'era presente. Insomma, ero io, sì. C'era anche presente? Era presente anche Sergio Pugliese, storico, iniziatore, direttore centrale della televisione italiana, che in quel momento era agli inizi, proprio ancora nella primissima fase sperimentale, e anche lui apprezzò questo mio lavoro con quelle pause meravigliose, con le sospensioni. Uomo di teatro, lui scrittore, autore di belle commedie, anche fra cui Scampolo, l'Ippocampo, che è stato poi tradotto in cinema anche. E mi invitò alla RAI, dico: mi vorrà chiedere di fare qualcosa alla radio, chissà, insomma, ero molto decisa. Invece mi disse: stiamo facendo la televisione, lei sa cos'è? Sì, ho sentito parlare. Le interessa? Ecco, mi dissi: sì, allora via. Anche per questa avventura entrai alla RAI nel periodo sperimentale della televisione, poi
convinsi i dirigenti a fare l'opera in televisione, che era poi il mio forte. Dal 56, opera in televisione, più opere, perché ho visto che ci sono tante regie ogni anno, 3 opere. Sì, ne avrò fatto una quarantina, film opera, ecco, perché venivano filmati, no? C'era una macchina mostruosa che si chiamava Transcriber, che trascriveva su pellicola a 35, anche 24 mm, 16 mm, l'immagine destinata alla televisione, che poi consentiva lo sfruttamento dell'opera, diventava un film, insomma, in bianco e nero, e tutti videro queste prime cose perché che era un solo canale, no? Quindi se volevano vedere la televisione, quello dovevano vedere. Ma insomma sono stato molto felice di aver portato l'opera anche in paesini sperduti della Basilicata, diciamo, dove chi l'ha vista non avrebbe mai pensato di vedere un'opera, ecco, un'opera lì. Certo. E contemporaneamente, cioè quasi nello stesso periodo, ti affidano la direzione di un gruppo che si chiamava National Italian Opera Company. National Italian Opera Company. E deve andare a portare in giro per l'Inghilterra anche lì perché nomi grossi, Magda Olivero, Tito Gobbi, sì. Ecco, questo sui 23-24 anni circa. Sì. Questo sta facendo, sì. Stiamo parlando appunto di... Tanto che ero l'unico, venne scritturato, soprattutto venne un impresario inglese che alla fine della tournée si chiuse nello studio e si sparò, si suicidò, insomma era talmente... No, è per amore, perché si era innamorato della prima donna di Tosca e lei lo rifiutò e lui, come un eroe romantico, Werther, così, si sparò un colpo alla tempia. Invece la tournée era andata molto bene, tanto che io, che ero l'unico che parlava inglese, insomma, nella compagnia, venne invitato alla incoronazione di Elisabetta, la regina Elisabetta. E anche lì disse, beh, io però avrei cambiato qualcosa come regia, no? Volevo intervenire, dice, ma no, non faccio, insomma, c'è troppa gente lì, ma per fortuna mi trattenni. E andai con la Lollobrigida, che si trovava a Londra in quel momento, mi trovai vicino a lei, ero emozionatissimo, tentai di sedurla, ma non, insomma... No, non riuscì, mi respinse. Veniamo alle regie veneziane, 4 regie, almeno quelle che conosco io, forse 3 di Puccini, forse di più anche, perché 3 Puccini e un Verdi. Sì, ho fatto... Alla Fenice. Alla Fenice, sì, ho fatto... Che poi... Data questa mia molteplicità di specializzazione, diciamo, facevo la regia teatrale e anche la ripresa televisiva contemporaneamente, no? Quindi ho fatto, sì, Madama Butterfly e... Bohème, Turandot. Turandot e Traviata. Nei miei ricordi, sì. E poi ne ho fatte altre 2, ma non mi ricordo più. Insomma, comunque queste che giustamente vi ricordo Turandot con grande piacere, perché fu veramente un grande spettacolo, con una scenografia di un pittore veneziano che si chiama Renato Borsato, sì, che inventò delle scene molto, molto belle e io inventai così altre cose, così. E il tenore era quello che per me è stato il più grande tenore di tutti i tempi, Franco Corelli, che mi odiava perché alla Scala, mi pare, gli avevo proibito nella Carmen di portare gli stivaloni perché era ambientata nel 1925, insomma, e allora lui, perché aveva delle cosce bellissime, lo chiamavano Coscia d'Oro, lui voleva stare sempre in calzamaglia, no? E allora lui, per questo importantissimo motivo drammatico, proibizione,
che io gli feci, mi odiò per sempre. Io odiai lui perché mi odiava, e quindi andavamo a pranzo assieme alla Colomba, mi pare, e guardandoci con odio, però comunicando così, col cibo che restava un po' sullo stomaco, insomma, ma una relazione, io che lo ammiravo enormemente, e a lui piaceva il mio lavoro, insomma, quindi non è che mi ammirasse, insomma, io ammiravo lui perché era grandissimo, ma c'era questa relazione, una situazione che non mi si è mai più presentata nella vita, no? Di frequentare con piacere uno che odi, non so, per odiarlo, no? Il piacere. Sì, Traviata poi con quella che era mia moglie, allora Anna Moffo. Hai scoperto poi Anna Moffo? Sì, feci dei provini per Madama Butterfly in televisione nel 1955. Volevo dei ragazzi giovani, perché... Lei stava studiando ancora? Sì, era venuta con una borsa di studio in Italia, si presentò a questa audizione provino e io la scelsi, insomma. Poi mi pentii perché io volevo questa porcellana, così, ma lei cantava benissimo. E poi, invece poi alle prime prove si presentò questa donna alta, un fisico atletico americano, così mi stritolò la mano, no? La prima volta mi strinse la mano forte, e dico, mamma mia, io devo cambiare. Cercai di sostituirla, ma non trovai niente di meglio, insomma. Lei poi seppe che avevo fatto e mi punì sposandomi, insomma. Sì, fatto Traviata con lei, poi... Non è quella che vedremo questa sera. Questo comunque è un film. Cioè la cosa che io amo molto nelle sue regie, lui fa le regie per la televisione, ma fa sempre dei film. Cioè lui mantiene la testa cinematografica e quindi non si limita a fare teatro filmato, ma si inventa, e in questo caso vedrete, insomma, abbastanza bene che l'uso della macchina da presa, in questo caso con un'attrice che canta bene, con una cantante bravissima e anche bellissima, lui usa la macchina da presa per andarle a rubare l'anima in qualche modo, non solo la voce, insomma, per sentire che lei si realizza al meglio, anche non solo perché ha lo spazio fisico, insomma, ma perché la macchina da presa valorizza tutte le sue caratteristiche. Queste cose qua io le trovo nelle sue regie, insomma, superiori a quelle di Zeffirelli, che rispetto a lui ha sempre avuto dei mezzi enormi, mentre lui molte volte si vede che faceva come la massaia rurale, l'economia della massaia, quello che gavemo, quello che podemmo, insomma, e aveva mezzi inferiori, però valorizzati proprio da questa cultura complessiva cinematografica, e non solo, insomma, tutto veniva esaltato nella resa finale. Ma qui devo dire che questa Traviata, vedrete, questo è un film che è uscito al cinema in America, in Germania, in Giappone, nei cinematografi, è girato agli stabilimenti in Cir de Paulis, e il secondo atto nel Teatro 5 di Cinecittà. Girava Fellini, insomma, tanto per sì, capire. Il teatro di Fellini, insomma, no? Dove girava... Perché era fatto con i soldi degli americani, una compagnia inglese, BAC, che era un'emanazione del Columbia Pictures. Sì. Io potrei anche elencare rapidamente le altre cose, dicevo, le passioni, inaugura molte cose dentro alla televisione, inaugura Rai 2, le trasmissioni in Eurovisione, inaugura con sue cose la sede di Torino, è
un regista inauguratore in qualche modo. Sì, A un certo momento si stufa e si mette in proprio, si mette a fare il produttore e fa qualcosa come 800 caroselli, 700-800 a memoria, 700-800 caroselli notissimi, l'Amaro Cinar con Calindri, insomma, Gigante, le cose, e poi cominciano altre sue passioni, l'arte, i libri, ho scoperto anche i vini, i levrieri, i cavalli, tuttora passioni molto, appunto mi ha costretto a seguire le vicende di un suo cavallo, insomma, che si chiamava Silver Ocean, che poi ha venduto proprio nel massimo del suo splendore. Sì, perché mi piace vendere, così no? Colleziono, cioè mi stanco, sono molto volubile, allora volubile in senso buono, diciamo, mi piace fare nuove esperienze. Ho scoperto che a volte fai una bella collezione, puoi anche venderla, ecco. E cambiare, insomma. Sì, sì, e tornando proprio dell'esperienza veneziana, del teatro della Fenice, degli attori negli anni 50, cosa ricordi tu? Perché poi hai vissuto anche a Venezia alcuni anni. Sì, avevo casa, qui un'esperienza indimenticabile, tremenda, perché abitavo con Vittorio Sgarbi, no? Che avevo conosciuto, era venuto perché io avevo una collezione di quadri, lui stava per laurearsi, mi scrisse una lettera dicendo: lei possiede un quadro fondamentale per la mia tesi di laurea, so che lei non li fa vedere, così, insomma, invece io lo invitai, e diventammo amici, per cui quando lui venne nominato ispettore qui a Venezia, insomma, con un seguito poi di processi, di cose, insomma, sua madre mi disse: non trova casa perché non gliela danno, perché lui lavora qui a Venezia. Ho detto: vabbè, la prendo io, poi, insomma, e così coabitavo con l'essere più indesiderabile come coabitante, insomma, che era appunto Vittorio Sgarbi. Però mi sono anche divertito molto, ecco, con lui, così. Qui, diciamo... Ecco, le regie dentro alla Fenice. La Fenice, un'altra inaugurazione con una traviata, sempre con... inaugurato l'impianto di aria condizionata della Fenice, perché volevano fare spettacoli anche quando... inaugurato, dico, questa traviata. Allora, il ricordo è questo, che i cantanti fanno molta fatica a cantare con questi pesanti costumi, sudano, con l'aria fredda, l'aria condizionata. Mia moglie, Anna Moffo, ebbe una reazione nel secondato durante il duetto col baritono, che era un celebre baritono americano, Robert Merrill, si afflosciò al suolo. Allora il maestro fermò l'orchestra, Merrill accorse, si inginocchiò lì davanti e poi si alzò e al pubblico disse: credo che sia svenuta. Disse, in effetti era venuta, sipario, insomma. Non era morta, ecco, sapete che respirava. Va bene, forse possiamo, perché il film sì, dura un paio d'ore, episodi a non finire. Se andava male la proiezione, la possibilità di proiettare, avevo pensato che potevamo stare 2 ore qui e non ci avremmo perso, ci saremmo divertiti. Comunque allora facciamo questa sorta di compromesso. Ti ringrazio per essere venuto, grazie a voi e buona visione. Grazie.
La sua biografia, se volete vederla su Wikipedia, insomma, si ferma al 62, perché la poveretta che ha cercato di mettere insieme i dati, dopo circa 6 mesi di lavoro, ha detto, beh, fermiamoci qua perché non riusciamo a raccogliere tutto. Grazie, bevo un bicchiere d'acqua perché, come disse Mascagni, no? Un tenore che durante le prove, ho conosciuto anche Mascagni, a proposito, Giordano, insomma, vado molto indietro. Mascagni, questo tenore cantava la cavalleria rusticana, insomma, Mascagni dirigeva, si era assentato, cioè allora, dov'è il tenore? Questo accorse affannato, dice, beh, allora, maestro, sono andato a bere un bicchiere d'acqua, mi scusi. No, dice, bene, almeno sappiamo che non sei idrofobo, cane sì, ma non idrofobo, ecco. Non sono idrofobo.